Carenze di organico in tribunale a Treviso, un problema annoso che è andato progressivamente aggravandosi tanto da rischiare di paralizzare la giustizia a fronte di una pianta organica insufficiente e un aumento delle pratiche. Quest'estate i magistrati manifestarono pubblicamente la propria mortificazione di fronte all'inefficienza del servizio con una lettera aperta alla vigilia dell'insediamento del nuovo governo. A margine del processo d'appello a Veneto Banca, il pubblico ministero Massimo De Bortoli, sottolineando l'amarezza per un processo sul quale si sta battendo la mannaia della prescrizione, è tornato sul problema rivolgendosi al nuovo ministro della giustizia, che 2 giorni dopo si è rivelato essere proprio il trevigiano Carlo Nordio. Io spero soltanto che il nuovo ministro possa prendere in considerazione la situazione drammatica che abbiamo alla Procura di Treviso. Tra l'altro di pochi giorni fa la notizia che i lavoratori sono in stato di agitazione e non è escluso che possano anche scioperare, perché il personale amministrativo ormai è ridotto ai minimi termini, non riusciamo a svolgere il nostro lavoro in condizioni, non dico soddisfacenti, ma nemmeno in condizioni accettabili.